Siamo con Manuela Di Centa, candidata alla presidenza della Federazione Italiana Sport Invernale all'Assemblea Federale del 12 aprile a Bologna. Come è nata questa idea, Manuela? Beh, è nata dal fatto che io ho ricevuto tantissimo da questa federazione, ho gareggiato per la federazione, con la federazione e con le persone della federazione nel cuore per quasi 30 anni sostanzialmente. E io ho ricevuto tanto, ho potuto allenarmi, tecnici, atleti, dirigenti, massaggiatori, è stata una grande famiglia che mi ha veramente aiutata a raggiungere quei grandi successi che un atleta da solo non riuscirebbe mai a raggiungere. E adesso io sono finita l'atleta, ma sono dirigente internazionale nel Comitato Internazionale Olimpico e sono dirigente presso ovviamente quello che è il nazionale nostro, che è il CONI, quindi la giunta esecutiva del CONI. Ed è questa esperienza, anche fatta dopo l'esperienza da atleta, che mi ha ancora di più fatto pensare che a questo punto bisogna restituire qualche cosa alla federazione che a me ha dato tanto. Se posso fare qualcosa, se attraverso me la federazione può migliorare, può essere in grado di fare di più, io mi metto a disposizione. Questa è stata la partenza, la forza, la voglia, ma non per ultimo direi il dovere, che una persona come me che ha ricevuto tanto deve essere in grado di dire mi metto a disposizione se posso essere utile. Una donna non è mai stata presidente della FISI. Mai una donna presidente, ma diciamocelo anche mai un candidato presidente alla federazione nazionale friulano. E questo mi rende anche molto orgogliosa di una terra che è vero è piccola, è vero ha pochi abitanti, ma è altrettanto vero che ha saputo esprimere grandissime qualità di alto livello attraverso le medaglie, in particolare per lo sci nordico, per anche la combinata nordica, ed è stata capace di esprimere quello che in altri territori italiani non c'è. Abbiamo 3 coppe del mondo, per esempio, di sci nordico, una a Tarvisio, 2 a Paluzza, coppe del mondo generali. Cioè, questo vuol dire che non è solo la storia, vuol dire che qui c'è veramente un lavoro capillare di società, di volontariato, ma anche di capacità di alto livello di portare i ragazzi ad alto livello, che, bisogna dirlo, non vuol dire soltanto saperli allenare muovendo bene le gambe, tecnicamente facendoli sciare bene, ma soprattutto vuol dire, e questo è il grande lavoro che fanno i nostri allenatori regionali, i nostri allenatori locali degli sci club, in particolare l'Aldo Moro di casa mia, ma tutti, quello di saper crescere bene il ragazzino anche sotto il profilo dell'equilibrio della persona, dell'equilibrio mentale, dell'equilibrio che bisogna assolutamente avere presente sin da piccoli per poter poi affrontare stress e situazioni molto più impegnative da grandi. Ma se non c'è una buona base di equilibrio che viene insegnata proprio dai primi passi, quando ci sono le prime situazioni, e anche da una buona dose di umiltà che i tecnici qui, che gli allenatori qui, che i preparatori qui hanno sempre avuto, io penso che senza questa buona dose di umiltà si matura meno, i ragazzi e i talenti, se ci sono, maturano meno e hanno più possibilità di eventualmente bruciarsi di più se non sono equilibrati nella loro crescita. Questo è un territorio, il Friuli Venezia Giulia è un territorio, in particolare la Carnia sullo sci nordico, è un territorio dove attraverso Giorgio Di Centa anche, attraverso anche questo splendido atleta Alessandro Pittin della combinata, che veramente esprime delle cose, delle eccellenze incredibili, bisognerebbe veramente studiare a fondo questo, però nulla viene per caso, ripeto, noi abbiamo allenatori e tecnici e società sportive che ragionano non soltanto per il risultato, ma ragionano nel voler bene a quest'atleta che hanno nella loro società. Non dico che sia un segreto questo, ma sicuramente una parte importante nella crescita del giovane, del talento, per far sì che poi questo talento non si disperda e arrivi fino in cima. Ricordiamo anche che queste discipline necessitano anni e anni e anni di allenamento, quindi è anche facile perdersi per strada o perdere la testa se uno viene esaltato troppo. Invece noi qui abbiamo questo modo, un tocco alla volta, cui pisce partiere, ma di lavorare in questo modo. E io ringrazio anche di questo insegnamento che a volte
magari qualcuno dice siete troppo modesti, non credo, noi siamo coi piedi per terra, e con i piedi per terra poi si arriva a portare i piedi sul podio. Un'ultima cosa, anche nell'incontro di Udine, in primo piano due cose, in particolare recuperare il rapporto con la base, con gli sci club, e poi cambiare velocità alla federazione, una FISI 2.0, no? Sì, beh, innanzitutto il rapporto col territorio è fondamentale, ho appena detto adesso l'importanza soprattutto per i ragazzi e le ragazze giovani, come poterle, come dire, avere e poi portare avanti. I problemi delle società sono tante, soprattutto in campo economico sono tantissimi. Bisogna avere tutte le attenzioni, chiamiamole attenzioni, però politiche mirate proprio più alla società che a altre cose, perché è la società che ha la possibilità di invitare, creare, ospitare i primi bambini, le prime ragazze, assieme ai maestri di sci, che non bisogna mai dimenticare, però è la società che accoglie come organizzazione il primo passo di chi vuole avvicinarsi alla neve. Quindi una federazione, secondo me, deve assolutamente rivedere il rapporto tra la base, quindi le società sportive, e quello che poi è un discorso verticistico verso i grandi risultati, le grandi cose, e questo va recuperato. Va rivisto la tabella premi, che secondo me è un modo equo e deve essere organizzata ancora più equo, nel senso che tutte le discipline devono ricevere qualcosa se la società le pratica e se ha degli atleti che portano per esempio a un livello alto la società. Quindi dare importanza anche economica alla società, come il nulla osta, che secondo me è importante per riconoscere il lavoro della società quando ha un atleta che ha magari fatto crescere nelle sue fila e poi a un certo punto questo atleta va da un'altra parte. Beh, se uno l'ha fatto crescere nella sua società e ha investito non solo soldi ma anche affetti, economie, organizzazioni e concentrazioni, quando questo atleta decide per X motivi di andare da un'altra parte, e questo è un valore che si sposta, e questo valore va riconosciuto alla società che ha lavorato. Ecco. E poi una federazione 2.0, come si dice adesso con questa terminologia, ma sostanzialmente una federazione che deve vivere il contemporaneo e deve cambiare a velocità su tutti i punti di vista. Un presidente deve essere un presidente che guida, perché è la leadership, perché è quello che indica la strada, deve avere capacità comunicative, deve essere istituzionalmente a contatto con tutti, deve avere capacità di relazioni internazionali e nazionali, e una federazione deve utilizzare tutta la tecnologia per portare quello che è una federazione che a volte va lenta a una velocità maggiore, attraverso i canali YouTube, attraverso la condivisione delle community, attraverso i vari Twitter, Facebook e tutte queste situazioni, lo streaming, le gare in streaming, essere più snelli, per essere presenti in tempo reale, e solo così, con una trasformazione di una federazione che vuole vivere il presente, e oggi il presente è velocità, e chi più di noi potrebbe esprimere così questa parola, solo così puoi essere attrattivo per gli sponsor, perché piaci, perché ci sei nel mondo di oggi, e quindi anche aperto a più possibilità economiche che oggi come oggi secondo me sono un po' poche. È vero che ci sono ristrettezze economiche per tutti, però altrettanto vero che se vuoi vendere quello che sei devi essere capace di venderlo nel modo giusto, alla velocità giusta, e quindi qui va cambiato assolutamente marcia e velocità.